Insieme al dottor Marù, che ringrazio per la cortesia continua, sono riusciti a realizzare quello che abbiamo oggi. Quindi, grazie infinite a nome di tutti i cittadini di Portogruaro e dell'area nella quale ci troviamo. Passo la parola adesso al consigliere Fabiano Barbisan, che come sapete è grande supporto della nostra realtà. Grosso più bello. Grosso più bello. Sì, grazie anche da parte mia tutti coloro che si sono impegnati per mantenere appunto vivo questo servizio presente. Non basta, voglio dire anche vivo è importante, perché appunto il supporto alla cittadinanza, il supporto alla istituzione e il comune appunto è diciamo il braccio operativo perché questo avvenga. Era, se non ricordo male, me l'hai ricordato un attimo fa, il 14 novembre del 2014, quando sono iniziate ad uscire le notizie sulla stampa che l'Agenzia delle Entrate se ne andava, per motivi appunto non voluti chiaramente dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ma per motivi di locazione se ne andava. E da lì è iniziata la scommessa. Allora Alessandra era segretaria appunto della Lega Nord a Portogruaro, col sottoscritto, con gli altri amici abbiamo iniziato a pensare cosa fare e cosa non fare. Poi la cittadinanza ha voluto che ci mettessimo anche a contribuire al governo di questa città, quindi diciamo che siamo stati in qualche modo sì, gratificati dalla cittadinanza, ma possiamo esprimere quello che ci viene appunto per il servizio ai cittadini. Un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine, che anche loro qua sono molto impegnate in questo territorio che d'estate carica qualche milione di persone con le nostre spiagge. Va un pensiero anche alla polizia stradale, perché anche la polizia stradale è in questo momento in procinto di vedere cosa si fa, cosa non si fa. Ecco, anche su questo fatto, su questo tema, stiamo appunto cercando di correre ai ripari, perché c'è la necessità che il cittadino si senta tutelato oltre ai servizi, non ricordo più la sanità, non ricordo più altri servizi, ma che si senta tutelato, perché lo Stato del diritto purtroppo io lo vedo da parte mia molto calpestato. Non è un caso che 10 donne in un mese siano state ammazzate in Italia dopo aver denunciato i loro carnefici, i loro violentatori, siano state ammazzate, e questi qua adesso vediamo cosa se ne fa. Sì, io avrei un sistema che non oso dirlo, ma lo pensiamo, però lo pensiamo. Quindi un plauso alle forze dell'ordine che ci appunto con la loro presenza, con la loro attività ci consentono di essere più tranquilli. Io ringrazio ancora il sindaco, Teresa Senatore, tutte le autorità presenti, e un grazie a tutti i cittadini e a tutti coloro che sono qua. Grazie a tutti.